Pace. Per errore ti è andata bene oggi, preghi 2 volte, gloria al Signore, grazie Allora, al Signore. è sempre qualcosa che Dio ci dà. Quello che Dio Grazie ci al dà è sempre in Signore. più. Ecco. Sì, vai Grazie. avanti Allora, pure. io volevo leggere Geremia dal capitolo 31, versetto 3. Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo: Sì, ti ho amata di un amore eterno. Per questo ti ho attirata con benevolenza. Io ti riedificherò e tu sarai riedificata. E al versetto 25 continua e dice: Poiché io sazierò l'anima stanca e ricolmerò ogni anima languente. Amen. Abbiamo bisogno veramente di farci attirare verso il Padre, verso Dio, nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno di essere riedificati, abbiamo bisogno di essere ricostruiti. Siamo stati chiamati tanto tempo fa, ma il tempo certe volte sminuisce la nostra fede, le circostanze ci abbattono. Non deve essere così, soprattutto per i figli di Dio. Noi dobbiamo far sì che l'amore di Dio ci tocchi ancora come ci ha toccato il primo giorno, perché è l'amore di Dio che può portare in noi quel risveglio tale per riedificare e farci riedificare. Io volevo pregare soprattutto per la Chiesa in Italia, ma prima voglio pregare per questa televisione, per Parole di Vita, perché veramente è una benedizione per questa nazione ed è anche un mezzo per il risveglio. Signore, veramente proteggi, benedici questo canale, stendi la tua mano su tutti i collaboratori, Signore, da loro tante corone in cielo, affinché possano essere riempiti della tua gloria, della tua maestà. Ma in questo momento, Signore, provvedi loro in abbondanza. Stendi la tua mano, Signore, serviti di loro ancora con potenza e con forza, nel nome di Gesù. Voglio pregare per la Chiesa, Signore. Tu, Signore, hai amato la Chiesa in maniera fenomenale, come nessun altro poteva amare una donna, un marito, una moglie. Tu hai dato tuo figlio per questa donna, per questa sposa. Tu l'hai amata con un amore perfetto, Signore. Non qualcosa di astratto, non qualcosa che è di questo mondo, non con quella parola con cui questo mondo si riempie la bocca in continuazione e neanche sa che cosa vuol dire amore. Tu hai amato in maniera perfetta e questo, Signore, ci ha dato la possibilità di venire a te, di essere attratti da te, dal tuo amore, dalla tua grazia, dalla tua misericordia. Il tuo amore, Signore, ha cambiato molte vite, la mia vita, le nostre vite. Vogliamo, Signore, che questo amore ancora produca dentro di noi un cambiamento epocale. Ancora, Signore, produca un cambiamento fenomenale, un cambiamento che porti risveglio dentro di noi, nella nostra vita, che porti un risveglio in questa nazione. C'è un popolo che ti prega, che si umilia. Signore, c'è un popolo che innalza una preghiera, una lode, una supplica. C'è un popolo, Signore, in questo momento in ginocchio, che invoca il tuo nome per questa Italia, per questo mondo. Stendi la tua mano, Signore. Vieni, riedifica, Signore, perché c'è gente che langue, Signore, c'è gente che è stanca, che ha l'anima afflitta, come la cerva, Signore, che anela all'acqua. Signore, le anime anelano all'acqua. Ci sono molte anime che anelano, Signore. Ascolta il tuo popolo questa sera, in questo giorno riunito insieme alla tua presenza, che innalza una sola voce, un solo cuore, un solo pensiero, che innalza una sola melodia, un canto, una preghiera di penitenza, una preghiera di ringraziamento. Ascolta questo popolo, Signore. Ascolta la tua Chiesa che oggi si eleva, si alza in piedi e prende in mano quella spada potente per andare in battaglia, in combattimento, per distruggere le opere del diavolo, per abbattere le arcate del nemico. Signore, nel nome di Gesù Cristo, vieni. Rendi i tuoi guerrieri pronti a questo tipo di guerra, a questa guerra spirituale contro principati, potestà, nel nome di Gesù. Vieni col tuo spirito a risvegliarci, Signore, a farci edificatori, a farci, Signore, consolatori.
a farci servi, Signore, attivi, operanti. Vieni, Signore, a risvegliare i cuori delle persone che ancora non ti conoscono. Vieni, Padre, nel nome di Gesù Cristo, stendi la tua mano. Abbiamo bisogno di vedere che sei in azione. Incoraggia, Signore, la tua Chiesa, incoraggiala, non permettere al nemico, Signore, di porre ostacolo alla tua Chiesa, al tuo popolo. Non permettere al diavolo, Signore, di mettersi tra noi e le anime da salvare. Nel nome di Gesù vogliamo cacciare via ogni spirito malvagio che impedisce la benedizione celeste scendere, che impedisce ai cuori di ricevere questa benedizione nel nome di Gesù. Stendi il tuo braccio, Signore. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Padre. Ti prego per la Chiesa, perché molte volte è assorbita dai propri problemi, dai fratelli, Signore, che cercano nella Chiesa un luogo dove poter trovare riposo, dove poter trovare pace. Signore, invece la Chiesa è un luogo dove le persone vengono preparate per dare ristoro ai cuori afflitti. Signore, che non sia solo un luogo dove potersi riposare, tranquillizzare un po', Signore, ma che sia un luogo dove imparare come parlare, imparare come pregare, imparare, Signore, a muoversi. Signore, la Chiesa, in questo giorno, tocca la tua Chiesa. Permetti, Signore, al tuo popolo di essere trasformato. Permetti al tuo popolo di essere una luce potente e gloriosa. Permetti al tuo popolo, Signore, di elevarsi, di alzarsi, perché il nemico vuole avanzare, il nemico vuole distruggere le persone e lui studia tutte le strategie di questo mondo, possibili e impossibili. Signore, dai consapevolezza ai tuoi figli, dai consapevolezza alla Chiesa, Signore. Tu hai messo in noi una potenza celeste, tu hai detto che avremmo scacciato demoni, che avremmo guarito. Vieni, Signore, a mettere questa potenza nella tua Chiesa. Tu hai detto che ogni parola pronunciata da noi avrebbe avuto efficacia in maniera potente. Signore, nel nome di Gesù, compi questo nella tua Chiesa, in tutta la tua Chiesa, in tutti i tuoi figli, intervieni con potenza. Noi invochiamo il tuo nome santo su questa nazione, nel nome di Gesù. Alzati, Italia, nel nome di Gesù, elevati, popolo. Riscopri, nel nome di Gesù, riscopri e scopri le tue origini cristiane vere, quelle profonde, dove i martiri morivano per la fede. Vieni, Spirito Santo, a risvegliare questo popolo dormiente, questo popolo che dorme senza sapere quando svegliarsi. Vieni, Spirito, risveglia questo popolo. Risveglialo, Signore, nel nome di Gesù. Compi un'opera potente, nel nome di Gesù te lo chiediamo. Signore, tocca i tuoi figli affinché possano elevare giorno e notte questa supplica. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, muoviti per questa nazione. Noi vogliamo vedere questa Italia rialzata, riedificata, consolata, non più afflitta. Nel nome di Gesù, vieni a toccare i nostri politici, i nostri governanti, tutti coloro che in questo mondo secolare sono in autorità. Stendi la tua mano. Risveglia, Signore. Oh Padre, nel nome di Gesù, tu hai sentito il dolore e il piangere del tuo popolo e hai fatto sì che Mosè si alzasse in piedi per liberarli dalla schiavitù. In questo giorno, Signore, fai sentire questo dolore alla tua Chiesa, affinché questa Chiesa si alzi, si elevi, Signore, e faccia da liberatrice nel nome di Gesù per questa nazione. Vogliamo spezzare le catene della schiavitù, vogliamo spezzare, Signore, la fame, la sete delle cose spirituali prima di tutto,
ma anche delle cose naturali. Stendi la tua mano, Signore. Eleva il tuo nome, santificalo ancora attraverso la tua Chiesa. Eleva il tuo nome, Signore, santifica il tuo nome in questa Italia. Stendi la tua mano, Signore, e fa che ci sia un popolo che ti adori in spirito e verità, che abbandoni ogni forma di idolatria, che abbandoni ogni forma di ateismo, di superficiale fede. Nel nome di Gesù, Signore, stendi il tuo braccio. Ascolta il tuo popolo, Signore, che grida a te. Ascolta il tuo popolo, Signore, che a te eleva questa voce. Nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù Cristo Nazareno. Stendi la tua mano, Signore. Alleluia. Grazie, Signore, tu sei Dio potente. Provvedi, Signore, potenza anche alle piccole chiese, alle piccole comunità, alla chiesa locale. Stendi il tuo braccio, Signore, affinché possano sorgere chiese nei luoghi dove ancora non ce ne sono, possano sorgere chiese dove già ci sono, perché la messa è grande e c'è bisogno di operai. Intervieni, Signore, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano e il tuo braccio nei luoghi dove siamo, dove lavoriamo, dove ci divertiamo, nelle nostre case, in mezzo ai nostri amici, con i nostri vicini. Stendi la tua mano. Facci, Signore, quelli che riedificano nel nome di Gesù, quelli che danno pace all'anima stanca, che ricolmano le anime languenti, nel nome potente di Gesù Cristo, Signore, nel nome glorioso del Santo tuo Figlio Gesù. Grazie, Signore, sei benedetto e santo. Alleluia, ti benedico, Signore. Osanna al tuo santo nome. Gloria, gloria, gloria al Signore dei cieli, perché nessuno è come te. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, qui come nei cieli, qui come nei cieli, nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. C'è Carmelo, Amen. Dio ti benedica.